Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Anche nella nostra regione migliaia di persone in piazza per la Palestina e contro i massacri a Gaza. Sciopero generale dell'USB e di altri sindacati autonomi. Fiumi di gente in strada a Palermo, a Catania e in decine di altre località. Le ultime notizie dalle barche della flottiglia umanitaria. 3 droni di ricognizione hanno sorvolato alcuni dei natanti vicino alla Grecia. Sconosciuta la nazionalità. Arrivo a Gaza previsto fra 6 giorni. Strage continua sulle strade siciliane. Ancora un incidente ad Agrigento. Ha perso la vita una donna di 82 anni. 3 scontri mortali in appena 48 ore. La procura apre un'inchiesta sulla morte di un uomo dopo una rovinosa caduta in scooter. Notte di fuoco a Ravanusa, nell'Agrigentino. Un estesissimo incendio devasta lo stabilimento Ecoface. Cumuli di rifiuti in fiamme, scuole chiuse. Gela ha accoltellato un commerciante che cercava di separare 2 ragazze che si pestavano in un locale. L'uomo è in gravi condizioni. A Catania, Gino Cecchettin, il padre di Giulia, vittima di femminicidio, parla agli studenti del Cutelli di educazione al rispetto e ai sentimenti. Lo faccio per mia figlia, dice. Giulia era così, si spendeva per gli altri. Noto, una chiesa non può diventare un set e nemmeno un orto botanico. Dopo il matrimonio di 2 VIP americani che hanno trasformato il Tempio del Santissimo Crocifisso in un negozio di fiori, il vescovo Monsignor Rumeo protesta e chiede rispetto per gli spazi sacri. Calcio, nemmeno il tempo di rifiatare, e per il Palermo è già vigilia di Coppa Italia. Domani rosanero in campo a Udine per i 16esimi di finale. In Serie C il Catania, dopo le recenti delusioni, verso una settimana decisiva. Allo studio anche un cambio di sistema di gioco. Bentrovati. Lo sciopero per Gaza anche in Sicilia, cortei vastissimi e flash mob, lezioni disertate in molte scuole. A Palermo, secondo gli organizzatori, erano in 20.000 alla manifestazione. Marco Gullà. Di Palermo che hanno bandiere, cori, striscioni. Palermo si mobilita per la Palestina e per Gaza. In migliaia, secondo gli organizzatori, circa 20.000, hanno sfilato dal Teatro Massimo verso il porto per lo sciopero generale dei sindacati di base per solidarizzare col popolo palestinese e per sostenere la missione delle barche dirette a Gaza. In testa al corteo lo striscione con la scritta "Fermare il genocidio a Gaza". Fermiamo oggi la città, fermiamo l'intero paese per dire basta alle complicità dei nostri governi che sostengono un genocidio in atto, per difendere la Palestina, per difendere la Global Summit Flottiglia, per lanciare un messaggio chiaro. Dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale, alla sanità, il paese in parte si è fermato. A Palermo molti studenti hanno aderito allo sciopero disertando le lezioni. Al corteo presenti anche i tantissimi lavoratori. Fermare questo genocidio che si sta consumando in Israele e che appunto molte persone del governo italiano non riescono a fare qualcosa affinché finisca questo genocidio. Questo sciopero significa che il popolo, italiano in questo caso, ma europeo, prende posizione al dispetto dei governi che stanno in silenzio a guardare questo genocidio. La storia purtroppo si ripete. Non possiamo restare inermi, saremmo complici di un genocidio e ce lo dovremmo rimproverare per tutta la vita. Non solo a Palermo, anche a Catania, un fiume di persone pro-Palestina. In 5.000 hanno sfilato lungo via Etnea fino al porto, dove il presidio rimarrà fino a sera. Lo sciopero generale per dire no al genocidio, ma anche per ribadire i diritti dei lavoratori e degli studenti. Eva Spampinato.
con le idee belligeranti dell'Europa potremmo essere un giorno tutti Palestina. Contro il genocidio che potrebbe essere un giorno il nostro, per la libertà e per i diritti. Anche Catania scende in piazza come il resto d'Italia, lo avevano annunciato i sindacati di base ed eccoli qua immersi in un fiume di bandiere che sfila per via Etnea e si ingrossa di ora in ora quando ad unirsi al corteo arrivano anche gli studenti delle scuole e dell'università. Si parla di Palestina, ma si parla anche di quelle che sono le condizioni di vita dentro le università e dentro le scuole. Quando un governo sceglie di aumentare le spese militari al 5% per soddisfare le richieste della NATO, per soddisfare le richieste di Trump, è chiaro che poi questi soldi vengono levati ad altri settori. Lo sciopero generale, che a Catania ha richiamato oltre 5.000 persone, terminerà alle 23 e le sigle sindacali catanesi che aderiscono annunciano un presidio fisso al porto di Catania fino a sera. A Catania dico siete in piazza, niente porti bloccati. Lo vedremo, perché secondo noi invece è fondamentale dare un segnale anche qui a Catania. Le persone comuni stanno facendo quello che non riescono a fare i governi e tantissimi hanno preso una posizione chiara anche rispetto al blocco. Sono 2 anni che viene massacrato un popolo che legittimamente ha diritto a quel territorio, quindi sono qua principalmente per questo. Poi sono sempre stata qua in piazza per i diritti dei lavoratori. A Catania, anche a Ragusa e in molte altre città si è protestato contro l'orrore in Palestina. C'è stato un sit-in nella centrale Piazza Matteotti con tantissimi giovani, famiglie. La solidarietà parte dal basso, si è fatto notare, perché non si taccia su quanto accade a Gaza. Veronica Barbarino da Ragusa. Grande adesione e voglia di esserci. Anche a Ragusa si manifesta contro l'orrore del genocidio in Palestina e in difesa della flottiglia per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza. Famiglie, studenti e anziani in piazza Matteotti hanno aderito allo sciopero proclamato dalla sigla sindacale USB al grido "Blocchiamo tutto". Una cosa che sta succedendo in Palestina ora può succedere in qualsiasi posto al mondo. Io non lo so che cuore hanno veramente. Ormai si sta facendo troppo tardi. Devono pensare un po' al futuro, questi bambini così, cioè che sono come devono vivere il futuro. Ormai io li vedo senza futuro. Vedere qui oggi tanti ragazzi dà speranza nella possibilità che queste generazioni portino avanti una scintilla di speranza per un futuro meno impoetico del nostro presente. Si vedono cose che non si debbono vedere, che nessuna persona in questo mondo dovrebbe passare, la sofferenza, la fame, i bombardamenti e tutto il resto. La voce quindi a chi non si rassegna all'indifferenza e chiede giustizia, pace e dignità per il popolo palestinese. Un segnale forte che dimostra come la solidarietà dal basso possa trasformarsi in forza collettiva. Intanto la Global Sumud Flottiglia, in missione umanitaria, è in viaggio verso Gaza. Nelle ultime ore hanno avvistato ancora droni, 3, sopra alcune delle barche che adesso si trovano vicino alla Grecia. E a bordo qualcuno dice stiamo tutti bene, per fortuna. L'arrivo a Gaza forse fra 6 giorni. Francesco Aloi con le ultime notizie. L'equipaggio della Global Sumud Flottiglia è sano e salvo. Con questo post su X arriva la rassicurazione. Dopo il passaggio di 3 droni di ricognizione sopra alcune delle barche a vela dirette a Gaza. Eccoli, 3 puntini luminosi ripresi da questa telecamera sulla Florida. Gli equipaggi delle imbarcazioni non sanno chi possa averli mandati. Di certo c'è che sono controllati a vista. Non è il primo avvistamento e non sarà nemmeno l'ultimo da qui alla fine del viaggio. Se tutto dovesse andare bene, tra 6 giorni dovrebbe esserci l'arrivo sulla striscia. Ma qui il condizionale è d'obbligo, perché la Marina Militare Israeliana potrebbe fermare prima la missione e non solo con i droni. La rotta comunque è tracciata e condivisa con il mondo. Un lungo viaggio per chiedere questo.
Pace. Torniamo in Sicilia. Settembre funestato da incidenti stradali, purtroppo tutti mortali, l'ultimo ancora ad Agrigento. A perdere la vita questa volta una donna di 82 anni. Ci sono stati 3 scontri fatali in appena 48 ore. Adelaide Barbagallo. È un bollettino di guerra alla scia di sangue sulle strade siciliane. Si va al ritmo di una o più tragedie al giorno. Ad Agrigento 3 i morti in appena 48 ore. L'ultimo incidente questa mattina. A perdere la vita una donna di 82 anni, Lilla Contino. Si è schiantata con la sua piccola utilitaria contro un palo dell'illuminazione lungo Viale dei Giardini a San Leone. Si pensa al malore, ma non viene neanche esclusa l'ipotesi che qualcuno o qualcosa possa aver tagliato la strada all'anziana. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita all'istruttore di tennis Marco Chiaramonte, finito con lo scooter contro un albero, forse per una buca, e sequestrato la sua salma. Poche ore prima un altro incidente, un pensionato di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, è stato travolto mentre era fermo con la sua auto da un'altra, guidata da un agente di commercio di 33 anni, indagato adesso per omicidio stradale. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano, di 29 anni. Il suo scooter trovato a terra lungo la circonvallazione, lei a poca distanza. Non si esclude che qualcuno possa averla speronata. Settembre non si è ancora concluso e sono oltre una decina gli incidenti gravi. Notte di fuoco a Ravanusa, un estesissimo incendio ha devastato lo stabilimento Ecoface. Risultato: cumuli di rifiuti in fiamme, scuole chiuse, vigili del fuoco al lavoro per ore, carabinieri che indagano. Davide Sardo. Un maxi incendio ha devastato nella notte la zona industriale di Ravanusa. Le fiamme hanno colpito lo stabilimento Ecoface Industri, dove cumuli di rifiuti sono stati divorati dal fuoco. Abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura delle scuole, ancora non ci sono risultati dell'ARPA sulla situazione di un eventuale inquinamento dell'aria, però in via precauzionale, tenendo sempre presente che la salute dei cittadini viene prima di tutto, abbiamo deciso di chiudere le scuole. Stamattina ho avuto notizie che il fuoco sostanzialmente oramai è spento e stanno proprio completando i lavori di sgombero dell'area. Sul posto i vigili del fuoco impegnati per ore con escavatori speciali arrivati anche da Palermo. Le operazioni di smassamento e raffreddamento continueranno nelle prossime ore per scongiurare nuove fiammate alimentate soprattutto dalla plastica bruciata. L'ARPA ha avviato i rilievi sulla qualità dell'aria, mentre la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi più accreditata è quella del dolo. Il materiale che è andato a fuoco purtroppo era materiale già lavorato, quindi era un prodotto che doveva essere ceduto ai consorzi per essere riciclato. Non erano rifiuti da smaltire, ma era un vero e proprio prodotto che avrebbe generato profitti sia per noi che per i comuni che vengono a conferire. Ravanusa resta sotto shock. Il rogo ha lasciato paura e incertezza, mentre i carabinieri indagano per accertare le cause di una notte di fuoco che poteva trasformarsi in tragedia. A Gela una lite per futili motivi si è trasformata in una violenta aggressione. Un commerciante di 34 anni è stato accoltellato mentre tentava di sedare il pugilato tra 2 ragazze. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Catania. Gerry Italia. Doveva essere una serata di svago, si è trasformata in una notte di sangue sul lungomare di Gela, uno dei luoghi simbolo della movida. Un banale litigio tra 2 ragazze è degenerato in un accoltellamento. Secondo le prime ricostruzioni, a finire nel mirino è stato un commerciante di 34 anni che si trovava nel locale con un gruppo di amici. Accortosi della lite ha provato a fare da pacere, ma qualcuno nel gruppo coinvolto ha reagito con brutalità. In pochi istanti è comparso un coltello, un fendente micidiale lo ha raggiunto alla spalla perforando un polmone. L'uomo è crollato a terra mentre tra i presenti si scatenava il panico. I soccorsi sono stati immediati, prima il trasporto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, poi il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, raccolto indizi e stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza. L'aggressore, subito dopo l'accoltellamento, sarebbe riuscito a dileguarsi. Gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire la dinamica e dare un nome e un volto a chi da un litigio banale ha trasformato una serata di festa in una scena di violenza.
Catania, Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, incontra gli studenti del liceo Cutelli, prima tappa del progetto del Corriere della Sera Campus. Parla di sentimenti e di cultura del rispetto. Ho trasformato, dice, il dolore in qualcosa per Giulia. Lei era così, si spendeva per gli altri. Desiree Ferlito. Sono Gino e sono un papà. È iniziato così il discorso di Gino Cecchettin agli studenti del liceo Cutelli di Catania. Parlare ai giovani, educare ai sentimenti e diffondere la cultura del rispetto, partendo proprio dalla scuola. Dopo la famiglia arriva la scuola, è lì che tutti i ragazzi in qualche modo vengono accompagnati dall'infanzia fino all'adolescenza e quindi riuscire anche nei momenti di scuola, nei momenti di formazione, anche per materie magari non solo umanistiche ma anche scientifiche, riuscire a dare quel contenuto, ecco, con l'educazione affettiva, che significa anche gestire le emozioni. È la missione di un papà, la cui figlia, uccisa nel 2023 con 75 coltellate dall'ex fidanzato che non si rassegnava alla fine della loro relazione, è diventata la figlia di tutti. Giulia rimarrà sempre mia figlia, ma essere diventata la figlia di tutti significa portare questo simbolo un po' in tutti gli italiani, sperando che lasci del bene come l'ha lasciato a noi. Ogni tappa prevede una settimana di incontri, laboratori e testimonianze per formare studenti e docenti alle competenze del presente e del futuro, ma imparare agli studenti soprattutto la vita senza prevaricazione, partendo proprio dalla scuola. Gino Cecchettin sarà nei prossimi giorni a New York. Le Nazioni Unite lo hanno nominato rappresentante per l'Italia nella lotta contro la violenza di genere, ma il suo impegno sarà soprattutto con i giovani, nell'ambito del progetto del Corriere della Sera Campus, che parte proprio da Catania per poi approdare a Roma, Milano e Verona. È stata veramente una sfida che mi sono posto per Giulia, perché lei era così, si prodigava quotidianamente per il prossimo. Ho cercato anch'io in qualche modo di poter interpretare quello che era il suo vissuto, e sperando di riuscire a cambiare qualcosina. A Gela si protesta contro il riordino della rete ospedaliera regionale. Pazienti oncologici, famiglie e associazioni denunciano il depotenziamento del Vittorio Emanuele e chiedono risposte immediate. Ancora Gerri Italia. Una mobilitazione che parte dal basso, dai malati oncologici e dalle loro famiglie, fino a travolgere comitati e associazioni. A Gela la comunità si ribella contro la mannaia dei tagli alla sanità e la prospettiva di un ospedale sempre più svuotato. Il riordino ospedaliero della regione rischia di cancellare reparti e posti letto, lasciando il Vittorio Emanuele con appena 147 unità attive. Numeri giudicati drammatici, soprattutto in un territorio già classificato come sito di interesse nazionale per l'elevato impatto ambientale, dove i dati oncologici e diabetologici raccontano un'emergenza in crescita. Dall'associazione oncologica FARC è arrivato un dato inquietante. A giugno noi abbiamo già i numeri dell'intero 2024, quindi ci ritroviamo ad avere più pazienti in quest'anno con lo stesso numero di medici dell'anno scorso. In poche parole abbiamo il primario e 2 aiuti, quindi a giugno è stato fatto anche un concorso per avere medici in supporto in oncologia, però essendo per la maggiore tutti tirocinanti specializzanti in oncologia, non avendo i posti letto attivato perché non abbiamo il personale, automaticamente è il cane che si morde la coda, quindi non possiamo attingere da questa graduatoria e poter portare gli specializzanti in oncologia come medici. Nell'aula consiliare del comune il confronto è acceso con il sindaco e la politica locale. In molti parlano di scelte contraddittorie. A Caltanissetta si attiva una nuova terapia intensiva neonatale, mentre quella promessa a Gela nel 2019 non è mai entrata in funzione, e la radioterapia potenziata nel capoluogo sottrae competenze al nosocomio gelese. La prossima settimana la Commissione Sanità dell'Ars dovrà esprimersi sul piano regionale. Intanto martedì una delegazione gelese sarà a Palermo per chiedere di essere ascoltata, ma il vero banco di prova arriverà giovedì, quando la città scenderà in piazza per gridare che la salute non può essere trattata come un capitolo di spesa. È morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della regione, professore ordinario di elettrotecnica all'Università di Palermo. Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico, ha svolto ampie attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al laboratorio di elettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere apprezzato in ambito europeo.
Una chiesa non può essere trasformata in un set cinematografico o in un orto botanico. È il monito del vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, che chiede ai parroci di vigilare nell'organizzazione dei matrimoni. Francesco Aloi. Dare l'opportunità di potersi sposare anche facendo uso di addobbi che magari possono, come dire, lasciare un po' perplessi, però tuttavia, voglio dire, contribuiscono a far crescere come dire, l'economia della città. A Noto non si parla d'altro. La lettera che il vescovo ha indirizzato ai sacerdoti della diocesi, qui è l'argomento più commentato. Un matrimonio non può trasformare la chiesa in orto botanico o set cinematografico. Monsignor Rumeo chiede il rispetto degli spazi sacri. Sono d'accordo con il vescovo, perché non si deve esagerare. Ci sono altri luoghi poi per poter festeggiare come si vuole, magari il ricevimento successivamente si può addobbare la sala come si preferisce. La nota del vescovo è arrivata sabato scorso, qualche ora dopo il matrimonio dei VIP statunitensi David Stack e Alexandra Rogers. Per il loro sì, questa chiesa era stata trasformata in un negozio di fiori, così qualcuno l'aveva definita. Io ho visto la chiesa, forse magari era un po' eccessiva, troppo ricca di fiori. Hanno confuso il sacro col profano. Monsignor Rumeo, rintracciato da noi, preferisce non aggiungere altro a quanto messo nero su bianco. Noi non affittiamo una sala e non assistiamo ad un evento esclusivamente sociale, ha scritto, ma celebriamo la Santa Eucaristia. E intanto l'ufficio liturgico diocesano sta preparando il direttorio per la celebrazione dei matrimoni, un vademecum che qui in diocesi tutti dovranno rispettare. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la vigilia di Coppa Italia del Palermo che domani sfida l'Udinese in trasferta e l'ipotesi di un cambio modulo per il Catania. Vi aspetto. Calcio, vigilia di Coppa Italia per il Palermo che domani scenderà in campo a Udine per i 16esimi di finale. Inzaghi farà turnover. Marco Gullà. Neanche il tempo di godersi la meritata vittoria sul Bari, che per il Palermo è già vigilia di campo. Domani sfida a Udine in Coppa Italia. L'Udinese in Serie A è avversario fuori portata per il Palermo, che però proverà ugualmente a giocarsi la qualificazione, o meglio la possibilità di affrontare la Juventus agli ottavi di finale. Inzaghi punta su un ampio turnover. Contro l'Udinese scenderanno in campo soprattutto i giocatori che finora hanno avuto meno spazio in campionato, con l'obiettivo di garantire minutaggio a tutto l'organico. Una scelta resa ancora più logica dal calendario. Il Palermo tornerà infatti in campo appena 4 giorni dopo, il 27 settembre, nella delicata trasferta sul difficile campo del Cesena. In avanti Vasic, unico giocatore di movimento a non essere ancora sceso in campo, dovrebbe partire titolare nel ruolo di trequartista. Al suo fianco è attesa la presenza di Leduaron, reduce dal gol realizzato contro il Bari. In attacco invece potrebbe esserci spazio per Corona, chiamato a far riposare poi Palo, o in alternativa Brunori come unica punta. Al Friuli domani fischio d'inizio alle 18:30. Il Catania affronta una settimana decisiva dopo le recenti delusioni e allo studio c'è anche un cambio di sistema di gioco. Marco Carri. Settimana decisiva di possibili cambiamenti e soprattutto per Cerignola anche di alcuni rientri. Nel mezzo c'è Trapani, 2 partite difficili da giocare in trasferta e su un terreno misto, naturale e sintetico come quello del Provinciale e totalmente sintetico come il Monterisi di Cerignola. E dovrebbe essere la spiegazione del perché sarà utilizzato anche il Mazzola di Mister Bianco per preparare le partite che attendono i rossazzurri. 2 sfide ravvicinate che dopo la batosta di Cosenza e la delusione col Sorrento diventano uno spartiacque di questo avvio di campionato. E poi c'è il piano B, il sistema alternativo, una diversa soluzione prospettata da Toscano anche ai nostri microfoni dopo la partita di sabato. Sì, nelle soluzioni che dobbiamo trovare potrebbe essere anche quella di trovare la disposizione giusta per riempire meglio l'area, per essere più pericolosi, ma trovando sempre l'equilibrio giusto. Dunque emerge la possibilità di vedere 2 attaccanti più vicini, potrebbero essere Lunetta e Forte, e un centrocampo più folto davanti alla difesa. Prove, possibilità, magari già per Trapani, ma si verifica. Sugli infortunati, Donnarumma più Cerignola che Trapani, ma sono determinanti gli allenamenti di questi giorni. Caturano stringe i tempi, anche lui con ogni probabilità per la trasferta in Puglia per non rischiare un rientro anticipato. Una settimana importante, il Catania dopo le ultime 2 partite vuole cambiare rotta.
Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.